Ieri pomeriggio verso le 16:30, mi ha richiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Niente, una chiamata che sinceramente mi aspettavo, però, non, così presto. Un po' se lo aspettava e un po' ci sperava Alain Fragasso. In quel gesto di umanità che lo ha avvolto per la seconda volta in pochi mesi è arrivato dalla massima carica dello Stato. A Mattarella papà Alain aveva rivolto un primo appello per avere giustizia all'indomani della tragedia della 28, dove morirono la figlia Jessica e la nipote Sara Rizzotto, travolte nella loro auto dal SUV guidato dal 61enne Dimitre Traikov. Per quei fatti l'imprenditore bulgaro è stato poi condannato poco più di un mese fa a 7 anni di reclusione dal GUP di Pordenone per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prima volta che ci siamo sentiti, mi aveva chiesto personalmente di informarlo, alla sentenza, e io gli ho mandato un'email, ho chiamato, il Quirinale, ho parlato con la sua segretaria che mi ha detto, che mi avrebbe fatto chiamare dal presidente e in effetti così è stato. Mattarella, che racconta Alain, si è impegnato a promuovere nelle sedi istituzionali azioni mirate per la sicurezza stradale. Ha letto la sentenza che anche purtroppo è bassa, però le leggi sono questi e infatti mi ha detto che cercheranno di lavorare, di migliorare le leggi perché se no, è questo che cercano di fare. Un impegno preciso, quello del capo dello Stato, in una telefonata arrivata nel momento giusto e dai toni tutt'altro che formali. La prima cosa che mi ha chiesto come stavamo io e mia moglie e i miei parenti. Soprattutto adesso in questo periodo che siamo un po' stanchi mentalmente, un po' giù di morale, è arrivata giusto per tirarmi su un po' almeno, e anche la prima volta, nello stesso periodo mi è arrivata la telefonata, quindi è un segno del destino, qualcosa di positivo.